poi non sottovalutare l'impegno. Innanzitutto il 23 vittorie consecutivi non contano in un torneo come questo. Portiamo il massimo rispetto dei nostri avversari sempre, soprattutto della squadra di Vibo. Sappiamo che il fatto che le abbiamo battute una settimana fa non c'entra niente, non conta più. Quindi dobbiamo affrontare la partita con la massima concentrazione e serietà. Cos'è che ha funzionato bene a Vibo 10 giorni fa che quindi dovrete riportare in campo anche domani? A Vibo abbiamo giocato bene. In tutto abbiamo fatto abbastanza bene, la squadra è entrata in campo molto lucida, si ricordava tutto, abbiamo murato, difeso bene, il primo set battute decisive di Mattei quando era il momento, no, secondo set importante, quindi è andata abbastanza bene, non vuol dire che domani sarà una partita così, dobbiamo aspettare di tutto e stare lo stesso lucidi in campo, però prestare la nostra miglior pallavolo. La partita con Perugia ha dimostrato che la battuta flottante ormai sta diventando quasi più letale di quella al salto. Noi abbiamo battitori forti flottante, li abbiamo sempre avuti, è una nostra arma importante perché non solo perché mettiamo in difficoltà le altre squadre, ma perché possiamo fare un gioco molto tattico e contiamo molto da questo punto di vista, però questo torneo e adesso il Final Four della Coppa è una cosa diversa perché è una partita secca, può succedere di tutto, quindi partiamo da 0-0. Rientrando al forum ti hai ripassato per la mente almeno per un attimo il dello scorso anno? Io non vivo mai con il passato, noi guardiamo sempre avanti, ovviamente adesso il più importante è il presente, questi giorni, fine settimana, poi pensiamo per altri nostri impegni.